Rieccoci a Primus Inter Pares con il sindaco di Vicenza Achille Variati. Abbiamo parlato di tantissime cose. Mi sono piaciute due cose, signor sindaco, in questa puntata che ha detto. Quello del pulmino, che lo trovo davvero si è fatto bene, e poi che quello che avvisate con un SMS i cittadini vicino al fiume nell'eventualità, tocchiamo ferro, che succeda qualcosa che non dovrebbe succedere. Questa è una bella iniziativa. Senta, diceva prima in un passaggio che Vicenza sta diventando anche una città turistica, cioè viene gente. Qui nel Veneto c'è Venezia, tanti stranieri, quasi più di 20 milioni di persone all'anno visitano Venezia, e tanti poi vanno a visitare le città vicino, Padova, Treviso, Vicenza, però vanno e rimangono, fanno un passaggio. A Padova hanno iniziato, io dico quello che ci dicono gli amministratori, a fermarsi qualche persona anche alla notte, a Treviso pure. Ecco, a Vicenza com'è la situazione? A Vicenza la situazione è decisamente migliorata dopo i grandi restauri che io ho voluto sulla Basilica Palladiana, sulla chiesa di Santa Corona. Chi non l'ha vista vada a vederla a Vicenza, perché è una chiesa del comune. Al teatro? Il Teatro Olimpico, vabbè, insomma, il Palazzo Chiericati, il Palazzo Cordellina. Cioè abbiamo fatto investimenti negli ultimi 8-10 anni che risicano i 50 milioni di euro. Grazie anche e soprattutto, lo devo dire, per verità, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, che è stata molto generosa. Erano anni in cui si poteva ancora, adesso come sta andando Unicredit non lo so quale sarà il futuro però dopo questi grandi restauri noi abbiamo fatto anche delle grandi mostre a Vicenza. Le abbiamo fatte come curatore il professor Goldin e sono state opere d'arte provenienti dai più importanti musei del mondo, che sono arrivati lì nella Basilica Palladiana, per cui la bellezza della Basilica, l'armonia architettonica del genio palladiano e le bellezze del Caravaggio. Abbiamo avuto un bel colpo, code di turisti che volevano entrare nelle mostre e magari erano venuti a Vicenza per vedere la mostra di Goldin e hanno scoperto una città. Vicenza è un museo dal vivo, perché tu cammini in centro, e abbiamo avuto dei dati reali di aumento, parliamo di quello più problematico, cioè il pernottamento, dell'ordine del più del 10% all'anno di più, da un anno all'altro, e questo è un dato francamente positivo. Quindi in prospettiva avete anche un ampio... Ma lo si vede anche dal gruppo, noi non eravamo abituati. Io accelero, il rapporto amministrazione con le partecipate è buono? Andate d'accordo con tutti? Abbiamo appena chiuso un bilancio con 7 milioni di euro ante imposte di utile, 2 milioni dati al comune. Sono aziende sane, non c'è discussione, perché io ho messo amministratori unici che rispondono direttamente al sindaco. Prima di andare a vedere l'ultimo servizio che riguarda la TAV, il rapporto del sindaco con l'opposizione? Beh, insomma, io ho sempre rispettato l'opposizione, il ruolo dell'opposizione è stimolare, dare idee alternative, non c'è mai stato uno scontro frontale, per cui lo definirei buono. Anche perché è difficile fare uno scontro con lei, mi sembra, da questa chiacchierata che ho avuto. Sono una persona decisa ma aperta al dialogo. Allora andiamo a parlare della TAV. Domani mattina un appuntamento importante proprio in comune per quanto riguarda la TAV. Vediamo il servizio e poi ne discuteremo qui in studio. 69 vicentini su 100 hanno deciso di mantenere la stazione ferroviaria in Viale Roma, e questo l'esito del sondaggio Ipsos proposto ai cittadini del capoluogo berico dal comune di Vicenza sulla TAV, treni ad alta velocità. Numeri risicati per la consultazione telefonica e online, alla quale ha partecipato solo 500.000 di vicentini. La consultazione popolare ha comunque determinato il potenziamento della stazione attuale, anziché la costruzione di una nuova struttura in fiera confermata a Borgo Berga.
Una scelta condivisa dalla giunta di Achille Variati. 3 le motivazioni che hanno fatto propendere l'amministrazione per questa ipotesi: il suo minore impatto cantieristico, il minore costo e il fatto che porterà maggiori benefici al trasporto locale. A casa stiamo continuamente chiedendoci che fine farà questa benedetta stazione dei treni, se è vero che si può ancora scegliere, se non è vero, se è già definito. Quella è un po' una situazione che, se fosse chiarita definitivamente, magari ci metterebbe anche in condizione noi di organizzarci, perché adesso per noi avere la stazione in centro significa organizzarci col lavoro in un certo modo. Se la spostano come dicono, dobbiamo fare dei cambi anche abbastanza rilevanti. Domani il Consiglio Comunale si riunirà per esprimere il parere definitivo sul progetto di attraversamento della città. Signor, diamo una risposta. La risposta a questa... Il Consiglio Comunale proprio si riunirà domani sera e decideremo di tenere la stazione dov'è, verrà potenziata, diciamo di sì alla nuova linea, l'hanno detta nel sondaggio scientifico con un campione appropriato oltre il 70% dei miei concittadini. Di questo sono stato molto contento, perché c'è la consapevolezza che il futuro dipenderà molto dal trasporto sui treni. L'idea del governo di portare nei prossimi 10 anni almeno il 30% delle merci da gomma a ferro è utile. Muoverci da città a città col ferro sarà importantissimo, ma per far questo non bastano i 2 binari storici che da metà 800 in poi abbiamo tra Venezia e Milano, perché ormai sono saturi di treni, non puoi caricare un treno in più, quindi il raddoppio della linea non serve tanto all'alta velocità. Tra Vicenza e Padova non ci sarà alta velocità, cosa vuole? I treni potranno correre un po' di più, ma fermeranno a Padova, fermeranno a Vicenza. L'importante è che poi questi treni di lunga percorrenza in futuro colleghino le nostre città con cosa? Con Parigi, con la Spagna, con l'est europeo, così come oggi, partendo da Padova al mattino, c'è un treno cosiddetto di alta velocità, parte alle 6:30, alle 9:30 del mattino, dopo 3 ore sei a Roma. Era impensabile tutto questo, si prendeva l'aereo per andare a Roma o il treno della notte, è cambiato tutto. Certo. E quindi la stazione rimarrà dov'è? Sì alla stazione dov'è, sì al raddoppio dei binari, sì a una serie di opere, tra cui il filobus di cui parlavo prima, che saranno connesse, saranno pagate da RFI, sarà un grande investimento sulla città e collegherà in futuro Vicenza alla grande rete nazionale ed europea. Ecco, tra le tante risposte che lei ha dato questa sera, davvero moltissime, non so se ci siamo ricordati rispondere a quella cittadina o cittadino che chiedeva di Dalmolin. Sì, abbiamo risposto perché... Dalmolin, stavo dicendo prima che entro, diciamo, settembre ci sarà il progetto preliminare e spero che nel corso del 2017 la posa della prima pietra di quel grande parco che farà parlare di sé. Vedrà direttore, farà parlare di sé. L'ultimo argomento che è importante, com'è la situazione sanità privata e pubblica a Vicenza? Beh, insomma, l'ospedale è un ospedale che ha grandi eccellenze. Ho qualche preoccupazione, l'ho espressa anche a Zaia, di un potenziamento, diciamo, della rete ospedaliera di Padova e di Verona, schiacciando quella di Vicenza che non deve diventare di serie B. E quindi ne ha già parlato con il Presidente della Regione, insomma, col Governo? Speriamo bene, lui mi ha rassicurato, ma qualche problema, qualche dubbio, qualche preoccupazione ce l'ho. Senta, siamo arrivati a conclusione di questa chiacchierata, adesso faccio un po' 2 o 3 domande un po' più rilassanti. Senta, cos'è la cosa che le ha fatto più piacere da quando in questi ultimi 8 anni da sindaco lo è stato, e quella che le ha fatto più dispiacere? Beh, quella che mi ha fatto più piacere è stato l'aver sentito la città con me nel momento del grande bisogno dell'alluvione del 2010. Poteva essere un disastro, potevamo scollarci come comunità, invece ci siamo stretti e io mi sono sentito il sindaco che veramente dava una mano e penso che questo sia stata una grande soddisfazione. Quello che mi dispiace a volte sono certe forme di
di ingratitudine che ti feriscono, perché pensano che tu non abbia fatto quella cosa perché non vuoi farla, perché non hai sensibilità, mentre in questo nostro paese i problemi sono quelli che sono. Però insomma, via, tiri un sospiro e guarda avanti. Lei ha avuto, oltre ad aver lavorato, lo ricordiamo, anche una bella carriera politica. Fra 2 anni non potrà più fare il sindaco di Vicenza, cosa farà? No, potrei fare il semplice cittadino, sa. Non ha più voglia? Ma c'è un tempo nel quale si inizia e poi anche un tempo in cui si deve staccare la spina. Ha dedicato tanto tempo alla politica e poco alla sua vita privata? Assolutamente, ho trascurato anche la mia vita privata, per cui nella parte almeno finale della mia vita voglio recuperare un po' di qualità della vita. Se n'è pentito o per i cittadini quello che ha fatto ha ripagato il non tempo impiegato per la sua vita privata? Cosa vuole? Le passioni sono le passioni e sono le passioni che muovono il mondo. La mia è stata quella di amare questa città e di fare di tutto per migliorarla. Senta, l'ultima la domanda, abbiamo dimenticato lo sport, bisognerebbe parlare anche dello sport di base, però il Vicenza, insomma, lì c'è un po' di... adesso sembra che le cose siano sistemate. Com'è la situazione Vicenza Calcio? Beh, insomma, via, adesso c'è grande speranza, la società ha una nuova proprietà, i risultati sono stati positivi, lo Stadio Menti, il vecchio glorioso Stadio Menti, continua ad essere profondamente amato, amano il Lane, amano la prospettiva in tanti. Lei va a vedere qualche partita? E vado a vedere qualche partita. Insomma, via, guardiamo con speranza il prossimo futuro. Ovviamente guarderà anche sabato la nazionale contro la Germania. Guarderò. Perché la Merkel un po', insomma, dobbiamo vincere. Ultimissima, ringraziarlo di essere stato ospite qui da noi a Primus Inter Pares, sperando ci venga a ritrovare. Chiedo a tutti i miei ospiti in questa trasmissione il pensierino della sera, che è generale, quello che vuole raccontare, ha la telecamera che lo inquadra e può dire tutto quello che vuole in chiusura di questa trasmissione. Ma guardi, il pensiero della sera mi rivolgo a chi è solo. Nessuno deve sentirsi disperato, mai, anche quando i problemi gli sembrano portare via la vita, no? Anche nella nostra città, Vicenza, c'è un telefono, c'è un centralino, c'è un numero, anche adesso che viene avanti il caldo, c'è un numero apposta, c'è un telefono amico. Non isolarti, c'è chi ti può aiutare. In fondo una città è una comunità, no? E una comunità è comunità quando qualcuno è disposto ad aiutarti. Ecco, questo è il mio pensiero della sera. Se ti senti solo, non sentirti mai comunque disperato. Buonanotte, Sindaco Achille Variati. Grazie di essere stato con noi. Buonanotte. Grazie. Buonanotte.